buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Retata in tutta Italia contro le baby gang, sequestri di pistole, coltelli, tirapugni e fiumi di droga. Nel mirino anche i contesti vicini al mondo dei trapper, blitz anche a Catania e Palermo. Alla Cicatena assalta un supermercato della zona, bloccate le vie d'accesso da 4 autocarri. A Palermo sfondate le vetrine della Rinascente. Continua lo scontro Palermo-Roma per i finanziamenti per il ponte sullo Stretto. Nel dibattito non mancano le polemiche, c'è anche chi cerca di gettare acqua sul fuoco. Piazza Stesicoro a Catania chiude il transito delle auto, fino a Natale cambia la circolazione in centro con l'attivazione dell'isola pedonale, un debutto tra luci e ombre. E ancora bufera nei cieli, cresce il numero di voli cancellati o in grave ritardo e crescono le richieste di risarcimento dei passeggeri rimasti a terra durante le feste, potrebbero arrivare a 9 milioni di euro. Calcio, Catania-Sorrento a porte chiuse e divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri a Benevento, oggi a Messina e oggi Messina in campo a Potenza. Ancora buongiorno, benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Gela la polizia, apriamo con un'ultima ora appena arrivata, battuta dall'agenzia. La polizia su disposizione della Procura della Repubblica ha disposto un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dalla Procura nei confronti di 11 soggetti. Numerose sono le perquisizioni eseguite con il supporto della squadra mobile di Caltanissetta, gli equipaggi del reparto prevenzione crimine e le unità cinofile della Polizia di Stato. Cresce l'allarme violenza giovanile e criminalità nelle metropoli italiane. Fra le 14 più pericolose ci sono Palermo e Catania. Anche nelle scorse ore ci sono stati episodi di violenza, 40 persone arrestate, oltre 70 denunce legate al mondo della criminalità giovanile, operazioni anche a Catania e Palermo. Sentiamo. L'escalation di violenza giovanile e criminalità continua, ma l'esercito non arriverà a Palermo nonostante la richiesta avanzata dal sindaco e reiterata nei giorni scorsi e nonostante proprio Palermo sia al centro di vari episodi, tantomeno arriverà a Catania. Arrivano però le operazioni di polizia coordinate a livello nazionale. Palermo e Catania sono proprio fra le 14 città italiane in cui la violenza delle baby gang impera, almeno a giudicare dall'operazione condotta dalla polizia che ha portato ad arrestare 41 persone, di cui 4 minorenni, e denunciare a piede libero 74 persone, 24 delle quali minorenni. A Catania sono stati controllati luoghi di abituale ritrovo di giovani sia nel centro cittadino che nelle zone più periferiche come Librino e San Cristofaro. Interessate le aree dove più spesso si sono registrati episodi come spaccio di stupefacenti, risse, furti, rapine e scippi riconducibili a gruppi di giovani. A Palermo i controlli sono stati indirizzati verso i luoghi della movida cittadina e nei pressi delle discoteche. Nel quartiere Ballarò sono stati svolti servizi per il contrasto all'attività dello spaccio. Inoltre sono state eseguite perquisizioni nei confronti di giovani con precedenti penali per stupefacenti e per armi residenti nel quartiere Borgovecchio o nel centro storico. Complessivamente sono state tratte in arresto 3 persone, denunciate altre 3 in stato di libertà per possesso di armi da taglio e sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati circa 3 kg di hashish. Complessivamente nell'operazione trovati e sequestrati anche tirapugni e sequestrato anche denaro. A Palermo è entrata in azione una banda spaccavetrine, il colpo è stato messo a segno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I rapinatori, dopo aver sfondato una vetrina con un'auto risultata rubata, sono riusciti a portare via alcuni oggetti preziosi. Il bottino è ancora da quantificare, si cercano ovviamente gli autori del furto. A proposito di spaccate, ladri in azione anche a Catania, in questo caso ad Acicatena, sfondato l'ingresso di un supermercato, 4 camion hanno bloccato le vie d'accesso per prelevare poi la cassa continua del negozio, ma poi c'è stata l'irruzione dei carabinieri. Ci racconta tutto in questo servizio Tonino De Mano. La banda della spaccata colpisce ancora, anche se resta a mani vuote.
Dopo l'assalto all'ufficio postale di via Pacinotti a Catania, il tentato furto ha avuto questa volta come teatro il supermercato Eurospin di via Nizzeti nella frazione di San Nicolò ad Aci Catena. Intorno alle 3 di notte i malviventi hanno tentato di asportare la cassa continua dell'hard discount usando un escavatore che vedete in queste immagini. Non appena c'è stata la manomissione è scattato l'allarme che ha allertato la centrale operativa dei carabinieri. Sul posto è arrivata una prima gazzella che per raggiungere il supermercato si è dovuta fare largo, superando anche uno sbarramento di mezzi posti al centro della carreggiata. 4 i camion rubati e collocati in punti strategici per consentire alla banda di lavorare indisturbata e al tempo stesso di rallentare le operazioni di primo intervento. Uno dei mezzi, lo vedete, è stato lasciato di traverso in via Leonardo Vigo, in territorio di Aci Castello, un altro è stato piazzato in via Nizzeti, altri invece sono stati parcheggiati ad Aci San Filippo e alla Reitana, bloccando di fatto le vie d'accesso per Aci Catena e paralizzando per gran parte della mattinata la viabilità dell'Interland. Un modus operandi che però non è servito a fermare l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sventato l'audace furto mettendo in fuga i malviventi, sulle cui tracce adesso ci sono i carabinieri del comando provinciale di Catania. E adesso ci occupiamo del ponte sullo Stretto. Da giorni è in atto un dibattito, anche a colpi di dichiarazioni molto forti da parte di chi rappresenta Sicilia e Calabria e da parte di esponenti del governo. Facciamo il punto in questo servizio con Francesco Triolo. I pompieri erano già entrati in azione per disinnescare una polemica, quella sui finanziamenti per il ponte sullo Stretto, accesa ed alimentata a livello nazionale e regionale. Ma intanto Matteo Salvini ha parlato dell'infrastruttura alla Convention, l'Italia dei sì 2023-2032 ed in maniera piuttosto chiara. Ci sarà una marginale collaborazione delle regioni, non più del 15%, una cifra che mi sembra ragionevole. Se per le Olimpiadi di Milano Cortina, Lombardia e Veneto hanno contribuito, non vedo perché Calabria e Sicilia non dovrebbero farlo per un ponte che collega Calabria e Sicilia, alle sue parole. Nel pomeriggio era stato il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci, a margine della festa di Atreu, a dire: per la Sicilia il ponte sullo Stretto è un'infrastruttura assolutamente necessaria e prioritaria, se accompagnata alla modernizzazione di altre infrastrutture strategiche come quelle viarie e ferroviarie. Credo si tratta di due punti di vista diversi. È giusto che le due regioni partecipino alla realizzazione del ponte, ma è anche giusto che lo Stato dia il suo contributo senza nulla togliere alle legittime attese dei territori, ha detto. Prima si era espressa la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, che aveva cercato di cucire la frattura tra Forza Italia e Lega. Dove nasce l'equivoco? L'equivoco nasce da un emendamento del governo alla legge di bilancio che aumenta di 300 milioni lo stanziamento della Sicilia che era stato preventivato dal Presidente Schifani. Io credo che tutto questo possa essere superato attraverso la stesura dell'accordo di coesione che verrà negoziato con il Ministro Fitto, accordo di coesione che servirà a decidere a stabilire tutti i progetti finanziabili col Fondo di Sviluppo e Coesione per la Sicilia nel ciclo di programmazione 21-27. Alla Sicilia aspettano più di 6 miliardi di euro. Se la regione siciliana, contraria alla compartecipazione di 1 miliardo e 300 milioni da parte dell'isola, è schierata da una parte, la Calabria dà appoggio al governo, partecipando con una quota di 300 milioni ed ottenendo, grazie alle interlocuzioni del Presidente Occhiuto con il governo, quasi 4 miliardi di finanziamenti per la mobilità. Ha debuttato a Catania ieri sera la zona pedonale di Piazza Stesicoro, se ne ha parlato molto nei giorni scorsi, piace ai pedoni, molto meno ovviamente agli automobilisti bloccati nel traffico tra via di San Giuliano e via Etnea, nella zona cosiddetta dei Quattro Canti. Il servizio di Emanuela Corsi. Sono passate da poco le 17, Piazza Stesicoro è stata transennata e chiusa al traffico veicolare. Alle mie spalle vedete appunto delle auto dei vigili urbani e dei presidi per deviare il traffico verso via Manzoni. Adesso tutta quest'area è diventata pedonale, così come voluto dall'amministrazione comunale. Partirà oggi questo esperimento, durerà fino a domenica e poi si replicherà anche nel prossimo fine settimana, chiaramente fino alla vigilia di Natale. Per 2 weekend cambia la circolazione nel centro di Catania con l'attivazione dell'isola pedonale in Piazza Stesicoro, una novità che piace soprattutto ai residenti della zona. È bellissimo, poi io abito proprio qui in via Etnea, quindi per me è stato fondamentale non avere le macchine sotto casa. Con un neonato sì, assolutamente, io passeggio tutti i giorni. Perché abituati che qua passano tante macchine, è strano. Però è meglio o no? Sì.
Sì, perché adesso le persone possono passeggiare tranquillamente. Veramente è una bella idea. Se nell'area di Piazza Stesicoro passeggiare diventa ancora più piacevole, discorso diverso ai Quattro Canti, dove il traffico veicolare e pedonale sarebbe in tilt senza l'intervento dei vigili urbani. Qualcuno propone quindi anche la chiusura di via San Giuliano. Chiudevano tutto e basta, almeno guardi qua, tanto la gente visto che passano lo stesso. Secondo me sì, perché c'è troppo caos. Cosa vi aspettate da questo esperimento, diciamo, nel periodo delle feste? Ma innanzitutto è un messaggio che vogliamo dare ai cittadini, ai nostri concittadini catanesi, che è quello appunto di non venire al centro storico con la macchina, quindi utilizzare quando più è possibile i mezzi pubblici. Questo cambio della circolazione debutta tra pareri favorevoli e contrastanti. Forse qualcosa verrà corretto e rivisto. Ad esempio, come vediamo in questa scena, ogni volta che un mezzo pubblico deve entrare nella zona pedonale, qualcuno deve spostare le transenne e rimetterle poi al loro posto. La Sicilia è ufficialmente regione europea dell'enogastronomia 2025, prima in Italia a ricevere il prestigioso riconoscimento assegnato dall'IGCAT, l'Istituto Internazionale che promuove la cultura e la gastronomia. La cerimonia di consegna del titolo si è svolta nella sede dell'Istituto di Incremento Ippico di Catania. State vedendo le immagini, la presidente dell'IGCAT, Diane Dodd, si è soffermata sulle caratteristiche della nostra regione. Ha detto: il pluralismo delle culture, la bellezza della natura e la qualità dei prodotti rendono la Sicilia una delle destinazioni enogastronomiche più interessanti d'Europa. E adesso ci occupiamo delle scorie radioattive, perché anche Sicindustria Trapani alza le barricate. Il presidente Pellegrino dice è un'ipotesi assurda e superficiale. Giusy Lazzaro. No alle scorie radioattive in Sicilia, anche Sicindustria Trapani non ci sta ed è pronta alle barricate. 2 i siti siciliani ritenuti idonei a ospitare il deposito di scorie nucleari, nella frazione di Fulgatore nel comune di Trapani e a Calatafimi Segesta. Riteniamo che sia un'ipotesi inaccettabile e che poggi su una valutazione assolutamente superficiale di quelle che sono le condizioni che permettono la realizzazione di tale deposito. Rispetto a quelle eventualità noi siamo davvero disposti a fare le barricate, ci stiamo già muovendo di concerto con gli altri rappresentanti del territorio affinché si possa raggiungere l'obiettivo di vedere stralciati i siti siciliani e quindi trapanesi dai territori possibili destinatari di questo deposito. L'area del deposito di 110 ettari potrà contenere 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi che solo dopo 300 anni saranno smaltiti. Se dovesse accadere quello che si paventa, insomma, è chiaro che verrebbero tagliate le gambe, diciamo, ogni residua possibilità di risalita economica, diciamo, del nostro territorio. Ieri a protestare per prime le amministrazioni comunali. Il sindaco di Trapani, Tranchida, non si dà pace e ribadisce che era stato presentato nel 2021 un documento che aveva avuto anche il parere favorevole della regione nel dire no al sito. E anche le associazioni dei Federconsumatori, sindacati, CGIL, CISL e UIL dicono di non volere che la Sicilia diventi un deposito pericoloso. Volare in Sicilia rimane ancora un'impresa impossibile tra prezzi alle stelle e disservizi. Cresce anche il numero di voli cancellati e di conseguenza i danni per milioni di passeggeri che si muovono proprio per le festività. Il servizio. Non solo voli estremamente cari, tanto da indurre a rinunciare al viaggio, ma anche servizi scadenti e troppo spesso ritardi e passeggeri che restano a terra. È quanto emerge dallo studio di Italia Rimborso, che si occupa di assistere proprio i passeggeri per ottenere i risarcimenti stabiliti dalla carta del viaggiatore. Secondo gli esperti ammontano a 9 milioni di euro le possibili richieste di risarcimento per ritardi o cancellazioni di voli aerei o per via dei disservizi previsti durante queste festività natalizie. Un trend certamente in crescita nell'ultimo periodo è destinato ad aumentare nelle prossime ore con l'aumento del flusso dei passeggeri in volo. Basti pensare che nei primi 14 giorni di dicembre i disagi aerei denunciati equivalgono a quelli riscontrati nell'intero mese di novembre. Nella maggior parte dei casi le responsabilità ricadono proprio sulle compagnie aeree. Per questo i passeggeri si possono rifare grazie al regolamento europeo, ottenendo una compensazione pecuniaria che oscilla fra i 250 e i 600 euro. Una sorta di risarcimento richiedibile se il volo in ritardo supera le 3 ore o se il volo viene
viene cancellato con un preavviso inferiore ai 14 giorni. Giornalmente, afferma Felice D'Angelo, CEO di Italia Rimborso, veniamo contattati da passeggeri che denunciano un disservizio aereo. Prevediamo 9 milioni di euro richiedibili di risarcimento per i viaggiatori e per le imminenti festività, senza tener conto dei disservizi già registrati nella prima metà di dicembre. Adesso una curiosità, perché Mick Jagger è tornato in Sicilia, in questi giorni è a Siracusa, da dove ha postato alcune foto scattate in città, anche nella zona archeologica, sui propri profili social, accompagnati dalla frase "taking bread and doing some writing", faccio una pausa in Italia e scrivo un po'. E allora speriamo di ascoltare a breve nuovi grandi successi dei Rolling Stone. Prima di fermarci parliamo dell'Influ Day, perché porte aperte a Palazzo degli Elefanti per le vaccinazioni gratuite e senza prenotazioni per tutti i servizi. Palazzo degli Elefanti apre le porte alla campagna vaccinale. Grazie all'ASP di Catania, l'amministrazione Trentino ha messo a disposizione i locali dell'URP, ufficio relazioni con il pubblico, per un open day per la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid gratuita e aperta a tutti, senza alcuna prenotazione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la copertura vaccinale per le persone più fragili e ad alto rischio. Confermata anche quest'anno la possibilità della cosomministrazione in contemporanea dei due sieri. Doppio vaccino oggi. Doppio vaccino oggi. Volevo farlo e l'ho fatto, assolutamente. Sono convinta della bontà della vaccinazione, assolutamente. Mi è sembrata un'ottima opportunità questa e dell'Open Day vaccinale. In realtà l'ho proposto a molti coetanei che sembrano però scettici. Di regola non faccio il vaccino influenzale perché grazie a Dio sono abbastanza forte. Lo farete? Che ne pensate? Penso che a quest'età se ne possa anche fare a meno. Poi magari per una persona un po' più grande la cosa cambia. L'immunizzazione contro l'influenza, lo ricordiamo, consente non solo di prevenire le forme gravi e complicate del virus stagionale, ma permette anche di ridurre la mortalità prematura nelle fasce più fragili della popolazione. E reputo che sia opportuno e giusto che un po' tutte, specie i soggetti fragili, categoria alla quale purtroppo appartengo, si evitano insomma di andare incontro poi a problemi ben più seri e gravi. Ecco. Mi sto convincendo che sarebbe necessario, vista l'influenza che c'è in arrivo, mi cautelo. Può essere eseguita presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, oltre che presso gli ambulatori vaccinali dell'ASP di Catania, previa prenotazione online. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi parleremo di calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia di questa mattina. Parliamo di calcio, parliamo del Catania che giocherà contro il Sorrento, ma la partita sarà a porte chiuse. La decisione è arrivata dall'Osservatorio delle manifestazioni sportive e non è l'unico provvedimento. Mentre la squadra si prepara per il posticipo, il presidente Pelligra è in città per parlare di mercato, di servizio. Catania-Sorrento si giocherà a porte chiuse, è la decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha dato indicazione alle autorità del territorio, prefettura e questura, di disporre il divieto di apertura del Massimino per la gara in programma lunedì sera alle 20:45. Una decisione che nelle ultime ore sembrava quasi attesa dopo i gravi incidenti che si sono verificati mercoledì sera a margine della partita di Coppa Italia tra Catania e Pescara. Per quegli scontri, dove sono rimasti feriti diversi agenti delle forze dell'ordine con prognosi di 15 giorni, sono stati arrestati 2 ultras del Catania. Ma non è l'unico provvedimento preso, ai tifosi rossazzurri sarà vietata anche la trasferta a Benevento. Una decisione, quella del CAMS, quasi prevedibile dopo quanto accaduto e che penalizza tutta la città e la parte buona della tifoseria. Senza tifosi la squadra di Lucarelli prepara la gara contro il Sorrento, in cui i rossazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato, riscattando la sconfitta nel derby di Messina. Intanto in queste ore il presidente Pelligra è in città e sta effettuando un ampio giro d'orizzonti per programmare il 2024. In particolare si sta parlando di mercato sia in uscita che soprattutto in entrata, dove si prevedono 6 o 7 nuovi innesti. Insomma, prima devono essere piazzati i giocatori che non fanno parte del progetto e nel contempo saranno colmate le caselle vuote. Tra le uscite ci sono quelle di Sarao verso il Trapani, Livieri che potrebbe tornare al Pisa, mentre per Dubicas c'è l'ipotesi Juve Stabia. Adesso il Messina, impegnato oggi a Potenza in uno degli anticipi della 17ª giornata del campionato di Serie C, giallorossi alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo dopo le 2 vittorie, una delle quali contro il Catania. Sergio Colosi.
Tra vittorie e scaramanzie di giugno a novembre e il rilancio di dicembre, il Messina cerca continuità e identità nella trasferta di Potenza, divenuta scontro diretto per la salvezza per i demeriti dei lucani, costruiti con altri obiettivi. Giacomo Modica prosegue il personale silenzio stampa, privilegiando i fatti del campo alle parole davanti alle telecamere. Le vittorie contro Monterosi e Catania, figlie anche di episodi, gli danno ragione, ma il tecnico di Mazzara attende ulteriori progressi contro un Potenza in forte crisi. Dopo 2 esoneri, prima di Alberto Colombo e poi di Franco Lerda, scartato anche Giuseppe Raffaele in attesa della terza scelta, panchina rossoblù al vice Pietro De Giorgio, alla terza presenza in stagione. Tifoseria in contestazione con la società e quadro completato dall'assenza del bomber Caturano, ex giallorosso. Numeri e stati d'animo di quella che potrebbe sembrare un'occasione da cogliere al volo, ma il Messina non è squadra da fare progetti, avendo abituato i tifosi a continue sorprese. Torna disponibile Polito, Modica però potrebbe confermare l'11 di sabato scorso oppure inserirlo a destra in difesa con Zunno in attacco per rispettare la regola degli under tanto cara al presidente Sciotto e premiarlo per la mezz'ora contro il Catania. Bene, il telegiornale finisce qui, non ci sono al momento aggiornamenti ulteriori, quindi vi diamo appuntamento con le prossime edizioni di TG Sicilia alle 13:30. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.